del brano e l'arrangiatore del brano. Esatto, e altra firma davvero. E compositore. Appunto, scusa. Alzati, vai Daniele, fatti vedere. Scusa, ma non hai fatto la scuola che mi si era un attimo. Prova a dirmi alzami. Federica Chiara! Guarda là che c'è una foto per te. Vai, volevi fare una foto? No, tu, fatto tutto, perfetto, guardate lì. È proprio un fotocall, vedi, come succede sui red carpet. Allora, come stai tu? Bene, benissimo. Bene, benissimo, è una meraviglia, ti ringrazio. Devo dire, questa è una canzone che parla un po' di sogni, no? dei sogni che si realizzano, cosa che poi è successa a Luca, è successa a te, è successa a Daniele, Sì, è successa a Mario con il quale poi hai condiviso anche, no? E sogni un po' di tutti. È il sogno di tutti. È vero. Beh, è democratico il sogno. È democratico, È esatto. democratico perché gira nell'aria e se tu veramente lo ricordi, prima o poi arriva. Tu per esempio, l'avresti mai aiuto. detto, no, Aiuto. Federica Gamba, no? Qualche anno fa, avresti mai detto che un giorno, no, Laura Pausini, Gianni Morandi, Luca Napolitano, Alessandro Amoroso, cioè quanti altri hanno cantato e cantano i pezzi di Federica? Gianni Morandi l'ho detto? Marco Carta, meglio Grazie. È incredibile, sanno tutto. tutto sanno, sai che sanno già tutto l'album a memoria, Questo è giusto perché è un bellissimo sono album. veramente fantastici. Senti, tu però ogni tanto scegli di tenere qualche brano per te. Beh, mi sembra il mio. Oh, scusa, che dire, vabbè c'è la generosità, ma insomma mica si può regalare tutto così. Infatti è uscito anche il tuo album all'inizio di quest'anno. Esatto, a fine gennaio, sì. Fine gennaio. Ma come scegli i pezzi da tenerti e quelli invece da regalare a questi signori che vedi che sono lì giustamente pronti a prenderli? È una bella domanda questa perché allora li scelgo il giorno dopo. Ah sì, Perché magari mi scappa la canzone sul divano. Ecco, allora scena di casa, divano di casa. Pomeriggio tardo sera. Ok. Ci mettiamo lì, lui strimpella con la chitarra, io ho i miei appunti, le mie cose scritte un po' ovunque e scriviamo una canzone, come Così. tu ti guardi un DVD, Ecco, capito? alla Cioè, fine come della noi- giornata noi si scrive una canzone. Perfetto. E il giorno dopo Sì. uno la riascolta e vede. Se ci si ritrova proprio che ti viene quella cosa qua, Sì. così dice questa canzone sono proprio io Ciao. e te la tieni. Perfetto. Se invece dici che bella questa canzone, però non mi sento proprio rappresentata in tutti i miei stati d'animo, Sì. allora magari regali. qualcun altro può E lì rappresentarla. ti viene subito in mente? No. Chi è che decide poi a chi darla? Cioè, No, decidiamo dice, sempre guarda noi due, io e Daniele, però E questa è per Laura Pausini. No, questa è magari ce la chiedono, magari ci chiama Laura e ci dice allora ci avete una canzone per me? e tu gliele E proponi. noi magari guardiamo le cose che ci sembrano più adatte e tra quelle. Senti, invece il contrario non l'avete mai fatto, scrivere su commissione, cioè se qualcuno vi chiama adesso, mi chiama Nina, Non ce la e si dice, può scusate, fare. mi scrivete Se un mi chiami non svengo Quindi non scrivi niente. e poi vediamo. la stenuta, Esatto. È difficile. È difficile. No, però diciamo scrivere proprio apposta la vedo difficile perché la vedo meno intimista, meno vera. Però a volte può capitare, insomma, magari ti dicono fai la colonna sonora di un film, allora lì devi scrivere no? Esatto, Però per scrivi qualcosa. per quella cosa vedendo le immagini e essendone ispirato. Esatto. Senti, e per chi ti piacerebbe scrivere? Per Madonna. Uno, ok. Così tu hai detto Robetta? E sono portata Nina, figurati. Lo Nina, per Madonna. Per chi mi piacerebbe scrivere? Per Luca Napolitano. Questa è la telefonata però, Senti, dimmi quando hai scritto, magari oppure no, che cosa hai pensato? Cioè, cos'è che ti ha fatto di questa me la tengo? magari oppure no. Perché quella non vi è passato per la mente nemmeno un attimo di darla. No, perché quando scrivi una canzone e ti viene da piangere mentre la canti le cose sono due, o fa schifo oppure e poteva essere la prima Ma piangi quando la canti? un po' mi prende sì, ancora Cioè, se ti chiediamo, la volete sentire? disgraziati tutti quanti. Però vogliamo la lacrimuccia. La lacrimuccia c'è già di partenza. Ecco, poi con il trucco viene male. Vabbè,
allora anche senza lagrimuccia, trattienila. Va bene, Va bene? va bene. Luca, l'ascoltiamo? Certo. Che dici, come mi fa con me? Perfetto. Va bene? L'ascoltiamo Federica Calma?